Cosa ti ricordi dei momenti e dei giorni che hanno preceduto il sisma? Mi ricordo che erano dei giorni molto caldi, un caldo al di fuori dalla norma e basta sostanzialmente, anche perché è passato talmente tanto tempo che nel C'erano, particolare proprio non mi ricordo. c'erano state alcune premonizioni? Questo caldo sostanzialmente e basta. Dove ti trovavi quando la terra ha cominciato a tremare? Eravamo in casa con tutta la famiglia, eravamo riuniti un pochino per l'ora di cena Sì. sostanzialmente. Cosa stavate facendo? Avevamo appena finito di mangiare e più o meno si stava parlottando, guardando la TV e si stava in compagnia delle sorelle più piccole che ai tempi si erano anche prese un morbillo. Avevo 19 anni in quel periodo, sì. 19 anni ed era 76. Ero giovane giovane. Cosa hai provato alla prima scossa? Beh, all'inizio siamo rimasti tutti sorpresi per riuscire a capire cosa stava succedendo. Poi c'è stata una grande fuga verso l'esterno quando abbiamo sentito cadere le prime tegole, i primi pezzi di non so che, sassi, cadeva di tutto, vedevamo tremare un po' tutto. Cosa hai fatto? Siamo corsi praticamente verso il posto più lontano dalla casa perché stavano cadendo talmente tante cose che temevamo ci sotterrassero e alla fine la terra si muoveva così tanto che cercavamo di tenersi addosso agli alberi, poi in cima al cortile c'era anche una ringhiera che io ho cercato di aggrappare e quando l'ho presa sono stata sbalzata oltre e oltre c'era un dirupo e sono finita giù. Cosa hai visto? Eh, cosa ho visto? Tutta una serie di luci, di scoppi, di- di cose che sembrava scoppiassero in quel momento e poi tutte le cose intorno che tremavano. Come ti sei organizzata per la notte? Beh, eravamo abbastanza disorientati e frastornati. Dopo aver così racimolato un pochino le cose che siamo riusciti a prendere in casa, siamo, siamo andati in un grande prato, in un grande pianoro qui nella collina di fronte, perché avevamo paura di stare qui, avevamo poco spazio attorno alla casa e temevamo ci cadesse addosso. E quindi siamo andati a finire in questo grande prato dove con le coperte, con quel po' che avevamo, come dicevo prima, racimolato in casa, ci siamo sistemati un pochino alla meglio sul prato. Ma voi non siete andati lì della Patocchie? No? No, Siete no, non siamo rimasti andati qua? su in paese, no, no, siamo andati qui di fronte. Sapevamo che c'era un grande pianoro dove non ci sono tuttora case e che lì non poteva caderci addosso niente. Anche Questa per... era la nostra grande paura in quel momento. Ma la strada era interrotta, anche per quello non potevate andare al centro del paese o tornare a 300. No, non ci siamo posti il problema di andare molto lontano da qui. Ci eravamo solamente posti il problema di metterci in salvo da eventuali cose che ci potevano cadere addosso. Chi hai trovato? Un sacco di gente poi si era radunata lì intorno, tutta la gente dei borghi qui in giro, erano tutti, si erano tutti riuniti in questo grande prato che poi è diventata una tendopoli in futuro. Chi hai soccorso oppure chi ti ha soccorso? No, non avevamo avuto problemi grossi in quel momento, oppure non ci siamo accorti. Poi l'indomani, quando ho cominciato a fare giorno, ci siamo accorti che avevamo
delle ferite sulle mani, sulle braccia, provocate probabilmente da qualcosa che era caduto dall'alto, qualche tegola, qualche sasso della casa. Come e dove hai vissuto l'estate del 706? Del 76? 76. Ecco, è stata un'estate molto diversa dal solito, chiaramente, ed è stata un'esperienza che mi porto dietro come un segno indelebile, perché il terremoto per tutti quelli che l'hanno vissuto è stato un punto d'arrivo e un punto d'inizio, perché per noi è cambiata la vita, è cambiato tutto. La società, la nostra società è cambiata. Cosa ti ricordi dell'operato e del ruolo dei volontari? Ah, questa è stata una cosa fantastica, veramente, sì. Siamo rimasti molto colpiti da tutta questa gente che è venuta da fuori, che ci ha aiutato veramente tanto, tanto. Io non dimenticherò mai i loro volti, la loro disponibilità, tutto ciò che ne è conseguito in quel periodo. È stata l'esperienza più bella, quella dei volontari, il contatto con loro e con tutto quello che hanno fatto. Ah, chi erano? Alpini? Di tutti i tipi, guarda, di tutti i tipi. C'erano delle associazioni cristiane, delle associazioni culturali, tutto, degli ospedali che avevano messo a disposizione, cioè della gente che lavorava in ospedale, che si era messa a disposizione, aveva creato dei gruppi di volontariato ed erano venuti qua con le loro roulotte, con i medicinali, con tutto, insomma. Addirittura dei vigili di Milano, me li ricorderò sempre, 2 vigili di Milano che si erano aggregati a un gruppo di volontari e avevano aiutato ed è stato bellissimo, un po' caotico all'inizio, sì, perché questi ragazzi ce n'erano tanti e non riuscivano a trovare una loro collocazione perché c'era talmente tanto caos da non riuscire a capire neanche noi come eravamo, cosa dicevamo, cosa dovevamo fare, e la casa, e la tenda, c'era un po' di disorientamento, ma non solo organizzativo, ma anche nella mente delle persone che avevano subito questa cosa qui e di quelli che naturalmente dovevano organizzare anche. Mi chiamo... Aspetta un attimo, cosa devo... Mi chiamo Biasizzo Luisa, ai tempi del terremoto avevo 19 anni, abitavo ed abito e abiterò per sempre sul Madrecciano di Sedilis.